Per lei un ritorno in Sardegna, ha lasciato un ottimo ricordo nei tifosi nuoresi e sardi per le sue performance nel Cagliari. Cosa l'ha indotto a questa scelta di venire a Nuoro? Ma proprio il fatto di questo grandissimo affetto, no, della piazza di tutta la Sardegna, che poi è una cosa che non riguarda solamente ed esclusivamente Cagliari. È chiaro che Cagliari non ci ho giocato, è una città che veramente mi ha dimostrato nel corso degli anni, anche dopo il mio addio da Cagliari, mi ha sempre dimostrato un grandissimo affetto. E qui chiaramente grazie alla collaborazione dell'avvocato La Ferla col presidente, che sono messi insieme, si sono messi veramente in testa di portarmi qui, hanno insistito e mi hanno indotto tramite un progetto molto importante. Mi ha parlato molto bene il presidente di questo progetto, il fatto che comunque questa città in particolare, ma non solo la città ma tutta la Sardegna, comunque attraversa un momento difficile. È chiaro che il calcio, sapete benissimo che è un veicolo trainante per tirar fuori magari in quei momenti difficili un posto da quei momenti difficili. Sicuramente questo è un momento difficile e il Presidente comunque sa benissimo, però io ho sentito anche nelle sue parole quella volontà di poter fare qualcosa per questa città e quindi chiaro che con il mio arrivo ha dimostrato grande impegno, con sacrificio, però ce l'ha fatta, ha promesso e ce l'ha fatta. Io con grande entusiasmo vengo qui per dare una mano in questa società. Che apporto può dare lei a questa squadra? Lei insomma, ha calcato i campi della Serie A, insomma, può fare il salto di qualità, o comunque non solo da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista mentale. Sicuramente io spero e mi auguro che sia proprio così, che poi sul punto di vista tecnico non dobbiamo neanche discutere chiaramente, perché mi metterò chiaramente a disposizione e farò il possibile per dare una mano ancora di più a questa squadra. Chiaramente io penso che a livello mentale spero che sia una cosa molto positiva, cercheremo di fare il massimo già da subito per cercare di risalire la classifica. È a disposizione sabato, insomma, dovrebbe essere in campo? Sì, dovrei essere a disposizione, infatti le cose sono state abbastanza fatte in maniera abbastanza veloce per far sì che potessi essere a disposizione per sabato.